Il Mar Ligure è un brodo, la temperatura dell'acqua oscilla tra i 28 e i 30 gradi. In questi giorni di fine luglio sembra difficile trovare refrigerio in mare, che si presenta con 4-5 gradi in più rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni. In assenza di correnti, come si sta verificando attualmente, perché non c'è ventilazione, praticamente c'è una stasi completa della circolazione anche ventosa, praticamente l'acqua in superficie si scalda, quindi si stratifica e questo chiaramente può provocare un sacco di problemi non soltanto agli organismi marini, ma anche poi a noi ovviamente. Le conseguenze per l'uomo stanno tutte nel rischio idrogeologico. Il caldo eccessivo del mare potrebbe causare i famigerati temporali autorigeneranti in autunno, con il rischio concreto di alluvione. Calcoliamo che ogni grado in più dell'acqua dobbiamo sempre mettere in relazione all'enorme quantità di acqua che si scalda. Quindi un immagazzinamento di calore che è enorme, una quantità di energia enorme che poi viene rilasciata in qualche modo sotto forma di evaporazione, e quando arriva l'aria fredda in quota le nubi che si formano sono cariche di acqua, per cui alla fine, detto molto in soldoni, rischiamo veramente le solite alluvioni. Intanto soffrono i fondali, soprattutto le specie che non possono spostarsi, come spugne, alghe e coralli, che patiscono le alte temperature, mentre in superficie c'è l'allarme Osteopsis ovata, per ora sotto controllo. Con queste temperature, con il mare assolutamente non ventilato, l'alga in superficie prolifera fortemente, può provocare, emettendo appunto delle sostanze tossiche, può provocare problemi respiratori. Si era già verificato questa cosa in passato, ma per adesso non abbiamo segnalazioni, quindi sembra che la cosa sia abbastanza sotto controllo. Il caldo infine favorisce incontri eccezionali nel nostro mare. Nei giorni scorsi a Chiavari è stata individuata la pericolosa caravella portoghese, mentre a Levanto è stato scoperto un nido di tartaruga caretta caretta.